E sulla manifestazione dei sindaci avvenuta oggi davanti il pronto soccorso è intervenuto il cartello sociale che con un comunicato stampa afferma come sia trascorso un mese e mezzo dalla manifestazione popolare del 17 giugno, quando sono scesi in piazza oltre 3.000 persone per rivendicare il diritto a un sistema sanitario pubblico ed efficiente. Da allora che cosa è cambiato, si chiede il cartello sociale? Poco o niente, anzi le criticità sono aumentate finora che chi poteva poco ha fatto. Agrigento, Canicattì, Sciacca, Licata, Ribera continuano ad assistere allo sfragelo della nostra sanità, reparti che chiudono, medici e primari che scappano, carenze sempre più pesanti che rendono più critiche a rischio i vari pronto soccorso. In tanti abbiamo partecipato a una marcia, ma tanti mancavano, magari nella speranza di vedere fallita l'iniziativa. Tutti invece dobbiamo fare la nostra parte, affermano i rappresentanti del cartello sociale, dalle più alte istituzioni all'ultimo dei cittadini, perché l'unione fa sempre la forza e in alcuni momenti, per alcune criticità, bisogna mettere da parte coloro gli interessi di parte, perché qui a piangere è tutta la comunità e soprattutto i poveri che non possono permettersi di pagare ticket sempre più alti, fare i viaggi della speranza altrove, trovare proprio territorio una sanità adeguata che, non dimentichiamolo, deve continuare a essere pubblica per garantire a tutti il diritto alla salute. Certo, avrebbe avuto più senso partecipare insieme a un sit-in davanti ai vari pronto soccorso. Per giunta qualcuno inopinatamente convoca l'assemblea dei sindaci in contemporanea ai sit-in annunciati da tempo, provocando così una divisione tra i primi cittadini che non serve alla causa. Tutte le forze politiche, continuano il cartello sociale, i sindaci, le forze sociali, i sindacali, la Chiesa, le varie associazioni non devono dimenticare che la guerra va fatta contro chi non vuole il bene di questa terra e della nostra gente e non contro chi vuole difenderla. È tempo di farci sentire tutti come agrigentini, come siciliani, come italiani, e bisogna dire basta alla mala sanità e alla privatizzazione della stessa. I cittadini, partecipando in massa alla manifestazione popolare, hanno fatto la loro parte. Ora tocca alla politica, e questo vale per i sindaci, purché si facciano prevalere gli interessi generali su quelli di bottega. Per queste ragioni, conclude il cartello sociale, ci faremo carico di promuovere nei prossimi giorni un incontro operativo tra tutti i soggetti disponibili a mettere in campo le iniziative di lotta a sostegno della vertenza sanità nel territorio agrigentino.